Il Fondo Sociale Europeo finanzia 2 corsi di formazione sull'agroalimentare dell'ITS Sicani che si svolgono presso l'Istituto Pirandello di Bivona, dedicati alle filiere dei cereali, e l'altro a quelle latteero-casearie, che permette l'inserimento nel mondo del lavoro. Gli ITS rappresentano un'opportunità di rilievo nel panorama formativo, in particolare l'ITS Sicani offre dei corsi biennali gratuiti di alta specializzazione riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione. Questi banchi, che in questo momento sono vuoti, accoglieranno e ospiteranno i corsisti della Fondazione ITS, 2 corsi in partenza, 2 corsi molto importanti sull'agroalimentare, e in queste aule appunto ospiteranno i corsisti. Andremo a formare dei tecnici specializzati, grazie al finanziamento FSE riceveranno questo titolo importante rilasciato dal Ministero grazie al tramite dell'Istituto Pirandello di Bivona. Che questo corso di tecnico superiore, quindi dopo il diploma, possa dare delle possibilità lavorative a livello di territorio. La mia terra penso che abbia delle eccellenze in maniera dettagliata anche per quanto riguarda il settore dell'agroalimentare, quindi ho deciso proprio di intraprendere questo percorso per essere parte e anche promotrice di tutte queste eccellenze. I corsi saranno dedicati alle filiere dei cereali e l'altro corso invece, che sono appunto 2, delle filiere lattiero-caseario. È una possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Grazie ai fondi del FSE che noi realizziamo tutto questo, e quindi grazie all'Europa che ci dà questa opportunità.